Il comune di San Donà di Piave ha dichiarato l'inefficacia di agibilità presentata per l'immobile situato in via Monte Popera, destinato ufficialmente ad attività culturale, ma utilizzato nei fatti come luogo di culto islamico. Una notizia che l'eurodeputata leghista Cisint coglie favorevolmente, anche per il fatto che lei stessa avesse effettuato un sopralluogo nelle zone dell'immobile, insieme alla cittadinanza, contraria a sua volta. Questa questione delle moschee è davvero molto importante, lo è per l'aspetto urbanistico e lo racconteremo, lo è anche per il significato e le attività che si svolgono all'interno di questi locali. A San Donà abbiamo fatto bene a muoverci, a tutela dei cittadini, a tutela della legalità. È di fatto un centro di preghiera e non può esserlo. Quindi bene che il sindaco, con le verifiche fatte dalla polizia locale, nel rispetto di quello che la Lega e i cittadini stessi con la mia presenza avevano evidenziato, abbia deciso di chiuderlo. Secondo quanto accertato dalla polizia locale, sul posto si ospitavano funzioni religiose con elementi strutturali tipici di una moschea, come la suddivisione degli spazi tra uomini e donne, nicchie per la preghiera, lavabie e abluzioni rituali e tappeti. La documentazione fotografica ne ha confermato la trasformazione dell'immobile in luogo di culto.